Allora, buonasera a tutti, eccellenza, onorevoli autorità, signor Presidente nazionale a Confindustria, caro amico Gigi Brugnaro. È trascorso un anno dalla precedente assemblea, nella quale sono state da me messe in evidenza e anche forse interpretate in modo eccessivo alcune criticità avvertite nel territorio in relazione alla presenza imprenditoriale, ma nello spirito di stimolo, quello stimolo che compete sempre alle istituzioni. La nostra realtà economica è certamente una realtà di grande importanza e già lo scorso anno avevamo sottolineato come si stia vivendo in un contesto di città metropolitana. In quel contesto evidenziato da un recente studio dell'OCSE, un contesto in cui la crisi generale non è riuscita a soffocare quel dinamismo tipico della nostra cultura, della cultura veneta, della cultura veneziana. Un contesto in cui il brand Venezia continua ad esprimere forti capacità di attrazione. Posso oggi constatare che molte cose in quest'anno sono successe, certamente positive, di cui parleremo, anche se esse non ritengo siano ancora sufficienti a farci dire che la crisi generale stia passando, come è sentire comune. Infatti anche ora è presente la difficile situazione in cui versano molti operai, molte situazioni di operai un tempo occupati nelle attività industriali, soprattutto della nostra zona di Porto Marghera, ai quali devo esprimere tutta la mia piena solidarietà per questa situazione di difficoltà in cui si trovano. Tuttavia la città metropolitana di cui si vagheggiava solo pochi mesi fa la realizzazione è oggi invece una vera realtà in rapida e veloce costruzione, grazie anche all'impegno importante e decisivo di tutto il mondo imprenditoriale, del suo presidente Brugnaro, con il quale più volte abbiamo parlato di questo argomento e che ho sempre visto un convinto assertore di questa nuova realtà. Essa dovrà essere, nel rispetto dei processi di decisione democratici, il vero volano di una nuova organizzazione amministrativa orientata a favorire lo sviluppo economico del territorio e nello stesso tempo il benessere dei cittadini. Dobbiamo essere tutti, sottolineo, impegnati a costruire questa nuova realtà in una collaborazione fra istituzioni. Mi riferisco in particolare alla collaborazione fra Comune, Provincia e Regione, che solo può garantire il perseguimento dell'interesse generale. La collaborazione con la Regione in particolare, che è stata particolarmente intensa in questo anno, vi è stata anche in occasione dell'importante accordo con il Ministero dell'Ambiente per i nuovi protocolli sulle bonifiche e, fatto forse ancora più importante, per l'accordo stipulato con l'ENI per la messa a disposizione dei terreni di Porto Marghera non più utilizzati da attività industriali. Proprio oggi vi è la notizia di una nuova iniziativa di ENI che inaugura una nuova metodologia di recupero delle attività non più produttive e che non possiamo che salutare in modo positivo, ovviamente seguendone la sua attuazione. Non vorrei essere troppo ottimista, ma mi sembra si possa dire
che si stanno affacciando dei segnali importanti di una volontà e di una diversa attenzione per il nostro territorio, nel senso che io avevo auspicato l'altro anno e che continuo ad auspicare. È perciò che seguiremo con grande interesse e disponibilità quanto sta accadendo, nella speranza che vi sia veramente una ripresa reale in tutta la nostra economia. Grazie e buon lavoro a tutti.